Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo su NBA 2K14. Allora ragazzi, siamo arrivati a 20 partite e lo score è il seguente. In divisione centrale i Bulls sono secondi con 12 vittorie e 8 sconfitte. Ragazzi, abbiamo fatto veramente delle belle gare, soprattutto il Comendone. Addirittura su certe partite ho fatto più di 15 punti, il record è 18 mi pare, e addirittura 5 stoppate e diversi assist, quindi stiamo andando molto bene in conference. 1, 2, 3, 4, 5, siamo al sesto posto, molto bene. E poi ci spariamo. Capo classifica di Lega, allora, punti per partita Kevin Durant, rimbalzi Horford, assist è Rajon Rondo, palle rubate Westbrook, stoppate Hibbert, palle perse non lo voglio guardare perché ho paura che magari ci sono io. Statistiche squadra, vediamo per esempio chi ha i punti per partita. Gli hit, noi dei Bulls siamo siamo un po' indietro, siamo un po' indietro, 18esimi. Punti concessi, qua siamo noni invece, non male, ma gli hit stanno dominando ragazzi. Rapporto matricole, ora punti per partita siamo all'8º posto con 7,1. Rimbalzi sicuramente male, assist terzo posto con 2,5 a partita, non male, però i primi due sono veramente in fuga. Palle rubate, quarto posto, stoppate non ci sa, palle perse secondi con 2 a partita, però Burke ne ha 3,4. Ok ragazzi, abbiamo visto un po' le classifiche, adesso siamo contro Milwaukee e ci spariamo 3 partite registrate, chiaramente su 3 video diversi. Sono riuscito a migliorare molto le abilità perché ho usato tantissimi punti con partite memorabili, il livello è sempre All-Star perché è il livello minimo che possiamo partire, quindi livello difficilissimo, e andiamo per cercare di, comunque il nostro obiettivo è quello di arrivare ai playoff. Raga, andiamo. Ready for action are the Bucks. Hello basketball fans, you've got it on 2K Sports as we get set to bring you an exciting NBA basketball game. Vai ragazzi, tra il Comendone 8-7 Chicago, primo quarto. Ho cambiato la visuale perché questa qua mi esalta un po' di più e speriamo bene nel periodo. Non ci credo, ho recuperato palla, vabbè. Comunque dicevo, nel momento, sulle partite non registrate, ho fatto dei partitoni, record di punti 18. Peccato, ho fatto addirittura 5 stoppate in una sola partita, insomma li registro e faccio cagare, ecco. Subito si parte bene intanto, molto bene, cagare. Che tocco io, guarda, se gioco di merda adesso che registro veramente mi incazzo, Vai Noah. Ma perché mi sbaglia? Ma questo era già un assist, però vedi sto roba non le sopporto, cioè lo devi mettere, cazzo. Allora loro come... Che sporo che stoppata. Grande Rose. Rose, rimbalzi 6.2, cazzo. Derrick Rose is second. And it may not be the first thing you think about, but if you look at a lot of the all-time great point guards, rebounding was always a big part of their game. Eccola là. Milwaukee già più 2 non la c'è, però Milwaukee ha uno score di 6 vittorie e 16 sconfitte. Cioè ragazzi, dai, sveglia cazzo. Back to the Bucks in the playoffs in every aspect they were overmatched by the Heat and dai, no one really thought they would upset them, but many thought dai Rose. Ecco, come perdere palla, ma bravo, no, vedi no, dopo segna. Chiaramente no, quando non la passo io segna. Dai, l'importante è vincere la squadra, però pensiamo più alla squadra anche se il Comendone però ha bisogno anche di buone statistiche, perché sennò qua non arriveremo mai a diventare le leggende della National Basketball Association. Ostruzione. Vabbè, però mi aspettavo una partita più tranquilla, nel senso già un parziale nel primo quarto, invece addirittura in vantaggio Milwaukee. Ecco, secondo libero va.
Il Comendone è ancora tutto a zero, ragazzi. Non ha ancora fatto un cazzo il Comendone. Un passaggio buono, ma... Sì, Rose, ho capito che vuoi giocare da solo, però grazie, ci sarei anch'io. Vai Boozer. Oh, arriva il primo assist, bravo Carlos. Io ci tengo tanto agli assist nel basket, cioè mi piacciono un casino, anche perché diciamo come squadre storiche amo Chicago per Jordan e i Boston per Larry Bird. Adesso chiaramente i Clippers per Griffin, però uno dei giocatori che stimo di più è Steve Nash, perché è veramente una classe nei passaggi, nel modo di giocare, nei tiri da tre, cioè è veramente un fenomeno, ragazzi. Steve Nash veramente troppo bello da vedere in campo. Vai Rose. Vai Rose, sono io il tuo Jack. Bene, partire con una stoppata così mi sembra positivo. Ah, Dio santo, vedi, vuole fare punti per comunque mantenermi su bei risultati dopo le prestazioni passate. Adesso che sto registrando non faccio un punto, mi sembra giusto. Qua Boozer ha preteso qualcosa di un po' duro, Ecco, Milwaukee anche il bonus e vai liberi. 2 liberi regalati, meno male che il primo l'ha sbagliato. Ok, secondo va 13 pari, partita molto equilibrata, non me l'aspettavo proprio. Al Bradley Center. Vai Gibson. La potevo tirarla, potevo provare, non mi rischio, sono ritirare da fuori. Vai Rose. E te rimbalzi, chiaramente non arrivano neanche per sbaglio. Dai cazzo, rubiamo. Anche qua potevo rubare. Attenzione lì no, da fuori. Mamma mia, bravo Boozer. Dai Carlos, sono qua beh c'è Rose, ragazzi. Rose vuole sempre la palla, ma giustamente è un fenomeno, cioè, è anche corretta la cosa. Però noi sbagliamo troppo, ragazzi, stiamo sbagliando troppo. E la cosa purtroppo, scusate, troppe volte purtroppo è abbastanza ufficiale. Prova da 3, attenzione triplone. Mamma mia, ma porca puttana, non prendiamo un rimbalzo neanche per sbaglio. Partita che non mi sta esaltando, Dai, come deve salire in cattedra il Comendone? Cosa fa il Comendone? E il Comendone risponde alla grande con i primi 2 punti della partita. Ma che punti, ragazzi. 8. Cosa fa questo? Belli. Dai che la recuperiamo. Bravo Boozer, ti amo Boozer. Dai Boozer. Vai Rose. Rose, bravo. E il Comendone prova ancora. E il Comendone ne mette altri 2. Grande come. Concentration. Ragazzi è un po' tardi, è sabato notte, quindi non posso proprio urlare di brutto, perché sennò mi smaronano i coglioni e non hanno neanche torto. Smith. Fuori, la palla è fuori, merdosi, la palla è fuori. Ok, Chicago non l'hai messa male, ma da Miami 22 ragazzi. Cioè 20 vittorie, 2 sconfitte. Un po' forte Miami, leggermente. Nessuno che si butta in mezzo. Bravissimo. Madonna, vaffanculo Gibson, te e la tua mammina, ma porca puttana. Occhio Smith. Eccola là. Eccola, perfetto. Solo rete. 17 pari, partita tiratissima. Dai Rose. Bravo. Vai Boozer, prova il tiro Boozer. Merda. Primo quarto è andato. Mamma mia. Vabbè dai, 17 pari, non male ma neanche benissimo.
14 dicembre. December 14th. Rudy Gay, Toronto Raptors. Derrick Rose and the Chicago Bulls. Derrick Rose, fatalità, il promo della nostra partita. Bellissimo. Raptor, anche i Raptors 13-8 viaggiano bene. Rose viaggia a 21 punti a partita, Cazzo, 21-30, meno 9 Chicago. Secondo quarto, non me l'aspettavo però per questa partita contro Milwaukee, Se non vinciamo queste fuori casa, però sono un po' preoccupato, Cazzo, sti qua hanno uno score di merda. Facendo la partita della vita proprio contro Chicago. Eccola là, e qua la mette. Bravi, madonna che stoppone ragazzi. Ultimi 30 giorni. Cioè, ecco, l'NBA è una cosa che amo dell'NBA, sono le statistiche. Cioè, veramente misurano tutto nell'NBA. Vara Rose. Però ragazzi, questo signori è Derrick Rose. Che giocatore ragazzi. Ok, meno 6. Noi stiamo giocando insomma una partita discreta, però dobbiamo sicuramente migliorare le statistiche. Quando vado a vuoto così mi girano abbastanza i coglioni però Dai, sbaglialo merdoso, almeno uno di due. Oh, fanculo. Secondo. Vabbè, partita così ragazzi, meno 8. Siamo sempre in rincorsa. Milwaukee si è inventata la partita della vita proprio adesso. Bravo Cube! E vai in lunetta con il tiro libero supplementare. Bravissimo. E come c'è ragazzi? Ho ascoltato un po' anche i vostri consigli sul penetrare un po' di più. Ho paura ancora di tirare da fuori perché gli score comunque non sono, cioè le skills non sono devastanti, anche se sono salito un po'. Occhio. Eccola. Niente, c'è sta partita, non riusciamo a fare un break, qualcosa per recuperare. Dai Rose, non perdiamo tempo. Boozer là no però Eccola là. Boozer non puoi tenere palla là però, va in quede che puttana detto male. Eccola là. 10 punti. Sì, l'ultima partita ha fatto 18 punti contro New York. L'ha detto qua la Doris. Dai Boozer, dai Boozer. Niente, Boozer sta facendo cagare letteralmente. Male, perdere questa non è positivo, Parlo del comendone. Chicago making a switch here. Sanders. Poteva perderla, no? 10 punti di vantaggio per Milwaukee. Chicago molto bassa nei punteggi. Vabbè, però sti qua li mettono. Vabbè, va a cagare. Ok, ormai è finito anche sto quarto. Ho giocato pochissimo. Palla Milwaukee, ma puttana troia. Malissimo Chicago, secondo quarto ho giocato anche. Basta fischiare tutto però, madonna, che nervi. E sono in fuga ragazzi. Male, sta partita negativa. Ma guarda come la sì, vabbè, però non è colpa mia se la perdono così, però. Dio santo. Che partita di merda. Allora, triplone. Ma com'è? Dai, passala subito. Vai, fallo.
You know, these calls can be some of the toughest in the game for the officials. Ecco, primo libero di merda, molto bravo come. I really think that was the right call. The defender was not really set in that situation. Secondo andato, manco mai. You know, even though they're behind, I love the 12 punti di vantaggio per per Milwaukee. Yeah, they've been Non aggressive. solo and that's assist, really cazzo, important. negativo. A Gotta livello di continue assist to è proprio male. Per adesso. Now Udo. He feeds it to Ilyasova. Ma ecco, perché dovrei sta sfiga? Recuperata palla, no. He passes to Knight. Non va bene. Shot clock Ecco, at 6. triplone. Offensive Rimbalzo come sempre loro, va bene, dai, questa partita rebound. dobbiamo perdere, lo And capivo lì. So they get the basket there anyway. Fine del primo tempo. Play under the boards for him, And now, brought to you by Sprint. Welcome to the Sprint Halftime Report. Mamma mia che presented schifo sta by partita, Sprint. mamma che schifo. And as we welcome you, Ozzy Bravo, Osbourne e questa la deve for the mettere Bulls. però, Out grandissimo comes in assist. for Jimmy Butler. Oh, he got him. Gorgeous reverse. Dai, Milwaukee's bravi gone fioi. to a slump here from three-point Da solo range, perché? shooting just Da 1 solo for perché? 5 here in the third. Well, Clark, E si dorme, ragazzi, si dorme. And the emphatic jam. And that is outstanding Vai, Rose. attacking basketball. well, he had no choice. Però but to Rose, take that one. che sboccio, cosa ha fatto Rose ragazzi? Cosa It's a ha mammoth fatto dunk for Rose? someone who's far from the Rose biggest guy spettacolare, on the vai floor. Smith. Yeah, perhaps that'll give Vai them come the marca boost they're Smith. looking for to get out of the hole here. Yeah, it should. I mean, if Partita non that riusciamo a doesn't rubare fire palla him up, I purtroppo. don't know what will. Ci sono tanti tiratori, cazzo. Knight against Rose. Clock at 6. Occhio O'Neal. Dai, cerchiamo di non concedere il canestro adesso. Prendi rimbalzo, bravo. Again, if Va he a shots cagare. in there, defender draped up. Let's catch up with Doris. Ok, quarto, 54-59. Abbiamo recuperato, dai. Vai, Boozer. Bravo Boozer, assist come indiano. Dai, dai, fioi, dai. Che se la partita si può infiammare in quest'ultimo quarto. So for Chicago right now, at the 3 and 4, Butler and Boozer. Mr. Moves out there with Derrick Marchiamoli Rose. bene, marchiamoli And bene. Smalls in at the 5 down low. Ilyasova with the ball. Boozer picks him up. Ilyasova down low. Working on Boozer. Dai contropiedone. Bulls Vai trail contropiedone, by vai 3. Derek. Passes it to Mr. Moves. Vai da fuori! Madonna, che mattone di merda. Pass to Rose. Che passaggio rischioso, fioi. Here's Mr. Moves to tie it up. Triplone! Niente, da fuori proprio non ci siamo ancora, eh. Another miss. Boy, they had their chance Da there. fuori non ci Couldn't get siamo, to go. purtroppo. Sì, che non mi sembra di aver sbagliato il tiro in maniera clamorosa, vabbè. Leaps for it, stolen by Noah. And here we go, the Bulls fast break. Speravo che me la passasse per il punto, ma va bene così, dai, bravo, bravo vecchio. Dai, -1, dai, -1. Run has them on the brink of tying it up or even taking the lead all of a sudden. Steve, quite a Walters. turn of events here. I mean, they really snapped into focus in a hurry and tightened up Non their perdiamo game at both contatto, ends. non perdiamo They double him contatto. with Butler. Here's Delfino. Ah, questa è brutta. And he can't stop Recupera this Noah, drive. bravo Noah. Another miss. The Bulls have gone Dai che possiamo 2 tornare in for 5 vantaggio. on field goal attempts Possiamo in the fourth ribaltarla. quarter. Rose calmo, Rose calmo. Rose attacking. Butler kicks to Rose. Vai Rose. Shot clock at 6. Rose però tira. Vabbè, fallo dai però. Non può tenere così tanto palla, cazzo. Last year, guys, I think it was in mid-February. Bravo Rose, pari. Rose said that he wouldn't mind Dai, taking eravamo a the meno ball here. 11-12. Usually you never Siamo hear stuff tornati like a parità. that come out of a Adesso in star's vantaggio. mouth. Bravi fioi, His bravi. reasoning sounded sound. You have to listen to your body and take it from there. And everybody's a little different in how Knight. they respond, not only to an injury, but how they Dai, get come ready marcalo to bene che almeno se lo return marchiamo il nostro and come dovere è back to the fatto. court. Mayo, he's covered by Rose. Mayo, the pass to Sanders. Occhio. Mayo into the lane, and it's out of Fuori. bounds. The Bucks able to retain possession here. And here's what the Chicago Adesso Bulls c'è Toronto e schedule Orlando, quindi ci registriamo Toronto e Orlandos. Molto bene. And you know, for the Rockets, that's a game they'd really like to have. Luol Deng is checked in for Derrick Rose. No, da solo, è colpa mia, colpa And mia, that colpa one's mia. on target from the wing.
And the Bucks lead Colpa by mia one. purtroppo, We vabbè. go back to Rose in his recovery from that tough ACL tear. There was a fair amount of pressure on him to return. Sfonda. playoff. No, ma dov'è Sfonda? Vabbè, questa è una stronzata, però il quarto fallo veneziano, ma ridicolo. Ridicolo. Proprio ridicolo questo. Ce l'hanno commesso perché sono italiano, cazzo. Dai. Dishes to Da 3. Ma manco mal, manco mal, manco mal. Dai, velocizziamo un po' il gioco. Bravo Kube! Giocata come dia! Ma come fa a non entrare però? Dai! Ma Dio, madonna! Incredibile, incredibile. 30% del campo. Guarda tutti i tiri sbagliati dopo la bella... E vaffanculo, e vaffanculo. Questa la devo mettere però. Sì, cazzo, segni in contropiede da rubata. Bravo Kube. Vai contropiede. Vai Kube ancora. Spettacolo comendiano, calma. Spettacolo comendiano, calma. Bravo Kume. Veramente 2 canestri consecutivi importantissimi. Dai che il quarto è il mio quarto. Buon fallo. No, il quinto fallo però, cazzo. Adesso non possiamo più permetterci l'errore. Vabbè, un punto diventato per Chicago però. Il Kume in un momento favorevole. Peccato per i soli 3 assist. Vai, pessimo passaggio, vabbè. Va bene. Dai, triplone. Solo rete. Bravo, bravo, bravo. Non possiamo più rischiare niente qua, eh. Bello questo, purtroppo non posso rischiare neanche la stoppata, nel senso devo stare molto attento. Adesso è importante, qualsiasi possesso è importante adesso. Ecco appunto. Cosa ho rischiato, ragazzi? Stai calmo, Kume, stai calmo, sarebbe bello portare a casa sta vittoria alla fine. Vai Deng. Bravo Deng, vai Boozer. Bravo Kume. Ho preteso un po' troppo però, eh. Ma perché? Allora io posso capire di sbagliare ogni tanto perché sono ancora una merda di giocatore. Però Boozer le sbaglia sempre, ragazzi. Cioè, boh. Dai, fuori, fuori. Concentration, please. Concentration. Io alterno belle cose a cagate comendiane. Ho rischiato ancora di perdere la palla. Adesso l'ho persa chiaramente. Dio santo. Seconda palla persa. Stoppata comendiana. Le stoppate è incredibile. Per l'altezza che ho e per lo skills che ho sono un fenomeno. Adesso però male. Il comendiano ha fatto 3 azioni offensive molto negative. È ancora inesperto per l'NBA forse. Però sta mettendo tanto cuore. È abbastanza tecnica. Dai però, bravo. Che rischio. Niente da fare. Niente da fare. 13 punti, 3 palle perse, 3 assist. 5 su 13 del campo, disastro. 5 su 13. Vedo l'ora di migliorare sto cazzo di personaggio, fioi, perché sì che l'ho anche migliorato un po', perché rispetto a com'era è un fenomeno, Bravi.
Dai, Kuma, inventaci qualcosa di positivo. Inventa qualcosa, Kuma. Bravo, che assist, che assist, che assist. Molto bravo Comendone, questo mi è piaciuto proprio. Chissà quando la prima double-double, non vedo l'ora. Le doppie sono meravigliose. Occhio. Ecco il triplone, ti prego dimmi di no. E invece sì. E invece sì. Passaggio forzato, ma va a cagare. Bravo. Vai Boozer, mettimela. Sì, cazzo, sì. Dai, 13 punti e 5 assist, bravo Kuma. Dai, che piano piano. Aia. Vabbè, però che sporo, sti qua i cecchini però, Questi sono proprio cecchini di merda. Bravo, manco Malk qua. Cosa stiamo facendo? Mamma mia, che attacco di merda, che attacco di merda. Tanti sbagli però, Tanti sbagli. Concentration, please. Bravo, vai Noah, mettimela! E ancora, e anche assist comendiano. Bravo Kuma. Occhio a Knight. Dai che la sbaglia. Dai, recuperiamola. Bravi fioi. Vai Boozer. E Boozer ne mette un altro. Non è assist purtroppo. Dai, 2 punti di vantaggio Kumela. Però secondo nel quarto mi è piaciuto tanto, Qualche errore di troppo, per carità, è vero, però molta sostanza anche questa partita. Occhio a Delfino, occhio a Pesci, occhio a Squalo, che cazzo che ti vuoi. No. Meno male, vai Kube. Vai Kube. Non ci credo, è uscita. Sì, ma c'è una sfiga però, oh, madonna del signor, che nera. Dai, 4 punti di vantaggio però. Dai che il comandante però lo vedo ispirato adesso, Ma non ci credo. E anche no, sbaglia, peccato, poteva essere il +6, però ragazzi, che nera, Che sfiga veneziana. Occhio, ti prego, sì, questo è bello. Molto bello questo. Sono veloci questi, purtroppo sono veloci. 2 minuti. Vai Noah, vai Gioachino. Non ci credo, questa è una palla persa pesantissima. Quarta palla persa. Tutte nel quarto le ho perse, incredibile. Dobbiamo ancora migliorare tanto. Però 88 pari purtroppo. Adesso mi nervosisco. Vai, come ti prego, mettimela, sì, cazzo! Questo è importante, dai, dà un po' di morale. Manca 1 minuto e 24, ragazzi. 1 minuto e 24. 2 punti di vantaggio per i Bulls.
No da 3, no da 3. Yes. Vabbè, però andate a cagare allora, dai. Knight's got 5 assists tonight. Yeah, and that's his first three and a Vaffanculo. half. There may be more in store. Mr. Moves Vai, Boozer. catches the Boozer. And the rejection by Sanders. And another shot. And Ma can't Dio hit the shot santo, from meno the male che c'è center il libero. line. Meno male, almeno uno devi metterlo, Boozer. Bravo. Look at what Boozer's been doing. 8 Ragazzi, un rebounds. minuto di fuoco adesso. È parità, però veramente la bassa che nei punteggi. No, che coglione. Energetic brand of defense, Clark. You gotta love it. They should be in front right now, but he'll be relieved not to have come up totally empty there. Dai, sbaglio, ti Mayo prego. drives in. Shot is off. Some Bravo, solid Gioacchino. defense from Butler. They've been doing a great job of sharing the ball. Excellent display of team play. Steve, I know you C love comunque, great sì, che team non ho fatto male come, come statistiche, però contano tante cose. Ti prego, mettimela. Niente da fare. Kevin, it's fun to watch. Qua rischiamo l'overtime. Noah against Mayo. Dishes to Delfino. No, se il triplone è finita. Ma dai, sì, ecco, queste sono cose che non capisco, però. Crucial basket. They needed it, and he gave Cioè, it. fatalità, attacca, arriva di triplone. Yeah, but their offense, Steve, needs to be just about perfect from here out. Just 2 seconds between shot clock and game call. Come ti prego, mettimela. Foul Fuori. call. Looked like Adesso devo we mettere per forza i due liberi. He'll shoot free throw. Concentration. It goes on Brandon Knight. È il primo And no sbagliato. good is the first free Dio. throw missing for him. We'll see if he can nail the second. And Addirittura 0 su so he goes 2. 0 for 2 there. And they commit an intentional foul. We'll see if Ragazzi, come non ancora, perché c'è anche la caratteristica freddezza per That's the enemy. andare bene nei momenti topici. Devo per forza metterli, si vede che non è ancora freddo nei momenti chiave. E questo è il risultato. Comunque 15 punti e 6 assist, io sinceramente non li butto via. Quindi bene, ciao anche del livello allenatore di merda. Può andare anche a cagare. Here's Mr. Moves. Niente da fare. Ci ho provato. È finita, ragazzi. Chicago perde 81-85. È stata una buona partita del Comendone, 15 punti e 6 assist. Però è chiaro che manca ancora esperienza, sia del Comendone vero che del Comendone del gioco. E poi ciao ragazzi, purtroppo le skills sono quello che sono. Quindi adesso siamo a 12 vittorie e 9 sconfitte. Comunque ancora in corso per i playoff. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.